benvenuti. Oggi è martedì 26 marzo 2024. Il sole sorge alle 5:55 e tramonta alle 18:17. La luna sorge alle 19:34 e cala alle 6:22. Oggi si celebra Sant'Emanuele. Il nome Emanuele è di origine ebraica e significa "con noi è Dio". Oggi, 26 marzo, è la giornata mondiale della lentezza. Un invito a rallentare e vivere un lunedì diverso, concentrati su un compito alla volta. In un mondo dove il lavoro ci segue ovunque, trovarsi a fare 1000 cose insieme può essere stressante e meno produttivo. Infatti gli esperti dicono che gestire più compiti contemporaneamente ci fa perdere il 25% di tempo in più. Quindi oggi prendiamoci il nostro tempo. Go slow, be happy. Buon compleanno a Roberto Bolle, che compie 49 anni. La sua passione per la danza esplode fin da piccolo, ispirato dai balletti in TV. Sostenuto dalla mamma, inizia a studiare danza a Vercelli a soli 6 anni e poi a 11 tenta l'ingresso alla prestigiosa scuola del Teatro alla Scala di Milano, dove viene ammesso grazie al suo innato talento. A 19 anni entra nella compagnia di ballo della Scala e a 21 viene nominato primo ballerino, diventando uno dei più grandi giovani in tale ruolo. La sua carriera lo porta a esibirsi in palcoscenici prestigiosi come il Covent Garden di Londra e il Bolshoi di Mosca, oltre che a danzare per la regina Elisabetta II a Buckingham Palace. Nel 2003 viene nominato Étoile del Teatro alla Scala e diventa un volto noto anche in TV. Steven Tyler festeggia oggi i suoi 76 anni. Conosciuto come il demone urlante, è uno dei più grandi cantanti della storia del rock. La sua avventura musicale inizia con Ray Tebano, suonando nei locali, fino alla formazione degli Aerosmith, insieme a Joe Perry e Tom Hamilton. La band diventa leggendaria, scalando le classifiche mondiali per decenni con 15 album all'attivo. Tra questi Get a Trip del 1993 è quello che gli segna il mito degli Aerosmith nel panorama musicale del rock. Larry Page compie 51 anni ed è il genio dietro Google, lo strumento che tutti usiamo quotidianamente. La sua ispirazione arriva da Nikola Tesla e già a 12 anni sognava di inventare tecnologie rivoluzionarie. Incontra Sergey Brin all'università e insieme pubblicano una ricerca che getta le basi per un nuovo motore di ricerca. Fondano Google nel settembre 1998. Nonostante un'offerta di fusione da parte della Microsoft, i due informatici rimangono indipendenti, portando Google in borsa. L'acquisto di Android nel 2005 e di YouTube nel 2006 sono solo alcuni dei passi che hanno consolidato Google come un colosso della tecnologia. James Cameron, il regista di Colossal come Titanic o Avatar, il 26 marzo 2012 ha aggiunto un altro titolo al suo curriculum, quello di esploratore degli abissi. Non contento di aver conquistato le vette dei box office, ha deciso di tuffarsi nelle profondità marine, diventando il primo uomo a visitare in solitaria la fossa delle Marianne, il punto più profondo del globo a 11.000 metri sotto il livello del mare. Avete mai avuto quel momento di panico in cui non ricordate dove avete parcheggiato l'auto? Ecco, fortunatamente queste occasioni sono poche, perché il nostro cervello ha un modo incredibile di collegare automaticamente persone, oggetti e luoghi. Grazie a uno studio condotto dall'Università della California, ora sappiamo di più su come funziona. I ricercatori hanno scoperto che alcuni neuroni reagiscono collegando volti e luoghi, creando immagini combinate. Questo meccanismo di associazione è ciò che ci permette di navigare attraverso un parcheggio affollato e ritrovare l'auto quasi istintivamente. Buongiorno ai 12. Cosa suggerisce oggi una luna così distante da tutta la compagine planetaria? A qualcuno verrà voglia di andare lontano. Vediamo come e dove.
Ariete, sicuramente a voi viene voglia di andare lontano proprio perché la proiezione della luna opposta ai vostri gradi e al vostro sole sta iniziando a farvi desiderare qualcosa di più ampio e già Mercurio scalpita per portarvi via. Toro, il vostro cielo oggi sembra essere un po' in difficoltà nei termini in cui Venere e Saturno vogliono, in accordo con Urano e Giove, qualcosa di veramente grande, ambizioso. Ricordate che i tempi adesso sono maturi con la buona rotazione di Giove per sfruttare quest'ultimo passaggio del pianeta nei vostri gradi, soprattutto quando toccherà Urano. Chiedete comunque consiglio a un esperto. Gemelli, la giornata di oggi presenta ancora una luna in uno stupendo trigono che vi fa desiderare di portare a termine tutta una serie di cose interessanti, anche se qualche pensiero rispetto al passato c'è, si fa vivo, ma in termini positivi, in termini di ciò che avete saputo brillantemente superare. Cancro, la giornata di oggi prevede questa quadratura della luna che un po' vi disturba. Sugli ostacoli ancora da superare c'è ancora qualcosa da gestire meglio, eppure se tentate di aggiustare le cose non fatelo da soli, ma con un referente soprattutto al lavoro che vi guidi e che vi osservi. Leone, giornata interessantissima perché la luna oggi vi regala ancora comunicazione, telefonate, coinvolgimenti, inviti, tutti da valutare, ed ecco siete di nuovo in pista, quindi godetevi questa vostra presenza sociale ritrovata. Vergine, questa luna di seconda sta decisamente mettendo a dura prova la vostra pazienza, anche perché è vero che tutto si sta sistemando, ma a volte ci sono delle noiose procedure che hanno a che fare con avvocati o comunque con qualcosa di legale che dovete un po' mettere a posto. Bilancia, la luna oggi continua ad emozionarvi e vi fa prendere in mano la situazione. Oggi ci sarà un pio deciso, capire bene qual è l'ostacolo o l'obiettivo e come perseguirlo intelligente e garbatamente come voi sapete fare, ma con molto polso. Scorpione, la posizione della luna oggi è ancora un po' troppo emotiva e tenderebbe un po' a rendervi nostalgici, ed ecco il motivo per cui oggi tenderete ad avere bisogno di attenzione, ma probabilmente, visto che tutto scorre e Marte è di nuovo amico, le passioni e il lavoro sono assolutamente qualcosa che vi tiene molto lucidamente sul pezzo. Sagittario, una giornata oggi che vi fa desiderare proprio di stare con amici e di abbandonarvi un po' alla fantasia, anche se Marte, Saturno, Venere e Nettuno non sono affatto d'accordo. Questi sono i vostri desideri, ma le esigenze per adesso vertono su tutta una serie di questioni familiari un po' da aggiustare, quindi pazienza, ma conservate i vostri sogni. Capricorno, giornata decisamente interessante per quello che riguarda i risvolti della luna. Se avete qualche sospetto, vi predico già che nel fine settimana verrà dipanato, ovvero se avete un dubbio collaborativo con qualcuno, sicuramente raccogliete delle informazioni, osservate bene, ma fidatevi, non ve ne pentirete. Acquario, lo stupendo trigono della luna oggi vi fa sentire meglio, vi fa stare bene con gli altri e soprattutto vi rende brillanti al lavoro. Dateci dentro allora e soprattutto fate una telefonata a un vecchio amico che non sentite da tempo. Con la fantasia voi andate ovunque. Pesci, nomadi per eccellenza nello spirito dello zodiaco, siete sempre i più emotivi. Questo Marte però oggi vi rende un po' più spartani del solito. Cercate quindi di non abbandonare la vostra proverbiale e graditissima dolcezza. Sul giornale La Tribuna fu scritto: viaggio attraentissimo su un cemento liscio come un parquet. Il 26 marzo 1923 l'ingegnere Piero Puricelli infatti iniziò a realizzare il suo sogno: costruire la prima autostrada al mondo, una strada dedicata esclusivamente alle automobili per il traffico veloce. Puricelli ottenne l'approvazione del governo di Mussolini,
e il primo tratto di autostrada da Milano a Varese fu inaugurato nel settembre 1924, alla presenza del re Vittorio Emanuele II. Questo evento segnò l'inizio dell'autostrada dei laghi. Oggi parliamo di peri peri, un'espressione siciliana che suona come piedi piedi. In realtà in Sicilia significa andare in giro, senza una meta precisa, esplorando o godendosi semplicemente il momento. Non è solo un modo di dire, ma rappresenta un vero stile di vita in Sicilia, dove il viaggio è tanto importante quanto la destinazione. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Il barone Munchausen è celebre per le sue avventure straordinarie. Tra le sue storie più bizzarre ci sono quelle di un albero di ciliegio che cresce tra le corna di un cervo, i viaggi sulla Luna e le avventure a cavallo di palle di cannone. Ma forse la più fantastica delle sue storie è quella di un'isola composta interamente di formaggio, abitata da piante che producevano pane croccante. Un sogno. Ci salutiamo con la frase del giorno. Di una città non apprezzi le 7 o 77 meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Noi stiamo già preparando la puntata di domani, quindi mi raccomando, segnatevi l'orario, ci vediamo con l'Almanacco.